È difficile anche fare delle previsioni per quanto riguarda l'impatto che poi avrà questo conflitto a livello sui costi energetici, perché vediamo le borse mondiali, come dire, stanno vivendo un momento di tensione molto molto forte. Sono queste le parole dell'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, che apre così l'analisi sull'economia del terziario in Friuli Venezia Giulia, evidenziando come le forti tensioni sulle borse mondiali stiano condizionando i costi energetici, ribadendo l'importanza del monitoraggio quotidiano. Ci sono degli osservatori dalla regione, l'associazione di categorie che sono particolarmente attenti e vedremo cammin facendo giorno dopo giorno cosa accadrà e cosa dovremo anche noi fare al fine di. Nonostante l'incertezza, il sistema regionale tiene grazie ad una solidità finanziaria superiore alla media nazionale, con oltre il 60% delle richieste di credito soddisfatte. Su questo punto si è espresso anche il presidente regionale del Confcommercio Gianluca Madriz. E siamo particolarmente attenti a quello che non è solo il sentiment ma i dati reali delle nostre aziende, ecco perché il monitoraggio costante. Abbiamo lavorato molto bene chiudendo un 2025 con risultati estremamente positivi, però incombe lo spettro, non solo lo spettro ma le guerre che ci sono a livello internazionale. Il costo dell'energia è schizzato alle stelle immediatamente, non ne capiamo neanche i reali motivi che sono a mio avviso solo speculativi. Non ci fermiamo, siamo attenti, facciamo il nostro mestiere guardando al futuro, quindi guardando i giovani. Per reagire a questo scenario, l'attenzione si sposta sulle nuove generazioni attraverso un'indagine mirata. Il questionario presentato nelle scorse ore punta proprio a incentivare l'ingresso dei ragazzi nel settore, trasformando la solidità economica della regione in un'opportunità di carriera concreta per guardare oltre la crisi. E vediamo che più del 30% di loro sono soddisfatti quindi di questo inserimento in questo mondo lavorativo, un ulteriore 36% frequenta questo mondo pur non avendo un attaccamento importante, il restante 30% non vede un futuro all'interno delle nostre aziende. Quindi questo è uno dei motivi che ci costringe a capire dove ci sono eventuali lacune, ma soprattutto a lavorare per formarli per un futuro all'interno delle nostre attività.